Il sindacato di polizia UGL scende in campo nuovamente contro le carenze strutturali generali della questura di Trieste, dopo il tragico fatto accaduto ieri pomeriggio, quando un giovane afghano si è ucciso con un colpo di pistola che aveva sottratto ad un poliziotto intento ad aiutare un anziano. Da molti anni l'organizzazione sindacale sta denunciando le carenze strutturali della questura di Trieste in merito alla sicurezza sia del personale di polizia che dei cittadini che ne fanno uso, afferma il segretario regionale UGL Raffaele Padrone, secondo il quale la scelta di utilizzare l'atrio come sala d'aspetto per l'ufficio immigrazione è parsa da subito poco consona per la difficoltà oggettiva di poter vigilare con un solo operatore anche l'entrata della questura stessa. Speriamo, conclude, che nel corso delle indagini sul fatto la magistratura tenga conto delle carenze e delle difficoltà per i pericoli dovuti alla carenza d'organico e di strutture tecniche adeguate.